Questura di Venezia e i 2 rapinatori seriali di Via Piave a Mestre. Dal 1° di agosto in arrivo in città 40 nuovi agenti della polizia locale, l'annuncio dell'assessore Pesce. Un operaio di 37 anni, residente nel Veronese, è morto sul lavoro cadendo dal tetto di una stalla a Scorzè. 5 anni fa suo fratello era morto per un incidente in un cantiere stradale. Scatta l'esodo, primo weekend da bollino nero sulle strade del Veneto, traffico intenso, benzina alle stelle, sorvegliato speciale il tratto maledetto della A4, 3 incidenti, tamponamenti e lunghe code. Nuovo blitz anti-borseggio a Venezia, in un mese i carabinieri hanno fermato 50 persone, 20 soltanto ieri, tutte con precedenti penali per furto e colto in flagrante 2 borseggiatrici a Rialto. Attenzione borseggiatori, l'allarme da Venezia e da cittadini non distratti con Monica Polic per mettere in guardia dai ladri è diventato un fenomeno internazionale. Piccioni, cocai, anatre per la Venezia di ieri e di oggi a fumetti. Ecco a Venezia uno spaccato ironico e pungente sulla vita veneziana raccontato attraverso la sua fauna grazie all'ideatore Mandruzzato. La Trevisani nel mondo compie 50 anni domani, grande festa sul Cansiglio dalle 10:30, la diretta su Antenna 3. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 appunto. E allora a Mestre è attivato dal Comune il nuovo piano della sicurezza, lo avete sentito dai titoli, l'annuncio dell'assessore di reparto Pesce nel giorno in cui la Questura arresta i rapinatori seriali di Via Piave. Importante operazione della Questura di Venezia, della squadra mobile della Questura di Venezia, con l'arresto di 2 rapinatori che con taglierino e coltello minacciavano turisti e residenti per depredarli di tutto. Almeno 5 gli episodi di rapina aggravata commessi dai 2 rapinatori seriali lungo la zona di Via Piave a Mestre, gli ultimi in ordine di tempo nemmeno 36 ore prima dell'arresto. Fondamentali per individuarli le telecamere di videosorveglianza comunali. Io porto i miei ringraziamenti agli agenti della Polizia di Stato che hanno fatto questo intervento. 637 le telecamere presenti in tutto il territorio comunale di Venezia. Collegate direttamente con la nostra centrale operativa al Tronchetto, la famosa Smart Control Room, di cui 385 solo in terraferma e 228 che è un numero per quanto riguarda l'area di Mestre. Telecamere comunque che sono sempre in implementazione, continuiamo con gli acquisti grazie sia ai finanziamenti del Comune e anche grazie al finanziamento del Fondo Sicurezza che viene dato dal Ministero dell'Interno. E dal mese di agosto rinforzata anche la squadra della sicurezza nel Comune con l'arrivo di nuovi agenti della locale. Abbiamo dal 1° agosto altri 40 agenti e poi a settembre verranno fatto il scorrimento delle liste per assumerne un'altra quindicina o 20 fino ad esaurimento delle liste. Con i rinforzi di telecamere e agenti anche più controlli, questo è il piano comunale per una città più sicura. E c'è stata l'ennesima morte sul lavoro perché un operaio di 37 anni residente nel Veronese è spirato dopo essere caduto dal tetto di una stalla a Scorzè e pensate che 5 anni fa il fratello proprio di questo 37enne era morto per un incidente in cantiere. È spirato all'ospedale di Mestre 10 giorni dopo la caduta dal tetto di una stalla di Scorzè. Giuseppe Misitano, calabrese di origine, residente nel Veronese, è morto sul lavoro a 37 anni, come 5 anni fa era morto sul lavoro in un cantiere stradale suo fratello Pasquale. In Veneto quello delle morti sul lavoro è un angoscioso bollettino in continuo aggiornamento, un dramma senza fine anche nel veneziano. Sono già 7 da inizio anno i morti sul lavoro, una cifra inaccettabile, intollerabile. Migliaia le denunce per infortunio non mortale, numeri che portano la nostra provincia in cima a questa drammatica classifica. Come sindacato lo abbiamo denunciato più volte. Più volte abbiamo chiesto impegni precisi dalle istituzioni. Per noi vuol dire assunzioni dei tecnici della prevenzione, assunzioni in tutte le funzioni che servono a fare le verifiche e i controlli. Secondo l'Osservatorio Vega Sicurezza e Ambiente di Mestre, i decessi rilevati in regione da gennaio a giugno 2023 sono 42 e pongono il Veneto al 3° posto in Italia dopo Lombardia e Lazio. 32 invece gli infortuni mortali in occasione di lavoro e 10 in itinere. Il segretario generale della CGIL Venezia, Daniele Giordano, chiede con forza un impegno che coinvolga tutte le istituzioni, tutte le forze sociali e tutte le forze politiche. Qualche settimana fa
abbiamo sottoscritto nella Prefettura di Venezia un protocollo che costituisce un osservatorio proprio sulla salute e sicurezza. Lo abbiamo fatto perché serve dare un segnale chiaro. La salute deve essere la priorità, l'obiettivo deve essere infortuni zero. E ora parliamo dell'esodo estivo, perché è questo il primo weekend da bollino nero sulle strade del Veneto. Traffico intenso, benzina peraltro schizzata alle stelle, sorvegliato speciale il tratto maledetto della A4. Se sei obbligato per forza a doverlo fare in autostrada perché rimani senza, allora la fai. Se no è una cosa inaffrontabile, è tutta una questione come al solito di speculazioni. Quando devi andare in vacanza aumenta tutto, non lo so. La prima sorpresa amara all'inizio del grande esodo estivo della stagione 2023 si vede nei cartelli, ma soprattutto si sente nel portafogli, con la benzina che in autostrada raggiunge i 2,50 €, l'ultimo aumento di una lunga serie. La benzina anche a Verona, noi veniamo da Verona, 3 giorni fa era 1,64 e adesso è 1,67,90. In autostrada? E in autostrada non ci siamo neanche fermati perché lo sappiamo benissimo che è molto più alto. Mi sembra un po' tanto, un po' alto il prezzo. Io prendo diciamo GPL, però anche quello diciamo a Roma è 70 centesimi, qui è 90 mi sa, non lo so. Benzina a parte resta il traffico tornato pienamente ai livelli pre-Covid, l'allerta di forze dell'ordine e operatori del soccorso è massima. A nord-est 2 gli incidenti che hanno provocato code chilometriche, il primo alle 10 un tamponamento sulla 4 a Vigonza senza conseguenze per le persone, il secondo poco dopo sul passante di Mestre con un'auto che ha sbattuto contro le barriere di sicurezza a Spinea, ferito il conducente, ma sorvegliato speciale è inevitabilmente il tratto maledetto della 4, quelle 2 corsie tra Noventa e Portogruaro che continuano a essere un punto nero e tragico della viabilità. Finalmente si vede qualcosa, stanno facendo i ponti, hanno cominciato a spostare i sottoservizi, incominceranno a breve i ponti, quindi è già un primo momento. Sono stati fatti gli espropri, quindi l'avanzamento sta andando, quindi sono molto positivo in questa cosa. È ovvio che ora che vedremo una terza corsia passeranno altri 3-4 anni. Bloccati per tutto il weekend i mezzi pesanti, assaltate le aree picnic e gli autogrill, il copione è quello di sempre. A Cessalto in direzione Trieste in tanti guardano la Croazia nonostante il caro prezzi. Onestamente non lo sappiamo finché non arriviamo, però speriamo di no, per non ritrovarsi delle vacanze troppo costose, insomma, rispetto a quelli che sono stati gli incrementi dei prezzi in questi ultimi anni. First Lago di Garda for 3 days and now 7 days to Croatia. Alles Gute. Tratto maledetto questo su cui si continuano a registrare incidenti mortali, troppe vittime e sulle strade in generale, dice Don Mauro Gazzelli, il parroco antistragi che presto tornerà a dire messa proprio a ridosso dell'A4. C'è una frenesia, pensiamo ai casi drammatici del papà che ogni giorno porta il bambino all'asilo e lo dimentica in macchina e muore per il caldo. Cioè siamo sotto uno stress continuo. Le ferie non possono essere stress. Ecco perché faccio appello anche alla vita spirituale, la preghiera, la serenità deve toglierci lo stress. Quindi uno stile di vita che ci rende la vita talmente stressata e vediamo a volte incidenti assurdi e anche impossibili da dire ma è impossibile che possa capitare una distrazione di questo tipo. Una corsa continua, perenne, che mette a repentaglio troppe vite. Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto, da anni è mobilitato per la sicurezza stradale. Soltanto un anno fa fecero il Giro d'Italia le immagini della processione con la statua della Madonna a ridosso del tratto maledetto, un messaggio potente che sarà replicato. Ci stiamo impegnando per riproporla e riproporre il valore della prudenza, insomma, e anche il raccogliere il dolore di tante famiglie. E non c'è solo il dolore di chi resta, ma anche le conseguenze di chi porta segni indelebili, ricorda il parroco, che rivolge un appello a chi si sta mettendo alla guida proprio in queste ore. Non occorre andare in fretta e soprattutto spegnete il cellulare, se no fate a meno di andare in ferie, cioè non possiamo fare quello che facciamo tutto l'anno, si fanno cose diverse, quindi spegnere il cellulare, non andare di fretta e andare via anche rispettando gli orari, c'è chi viaggia di sera, un po' più tardi, fare delle soste, perché le soste si fanno, devo andare in ferie, perché devo questa ansia a volte del correre, questo lo facciamo durante l'anno, quindi qualche fermata di più,
mangiare anche leggeri, non troppo, e finalmente arrivare a destinazione. E ora ci fermiamo per qualche istante di break, a tra poco. Ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta da studio, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Allora, nuovo blitz antiborseggio dunque a Venezia, tra Piazzale Roma e la stazione. I carabinieri hanno identificato 20 persone, tutte con precedenti penali per furto, e colto in flagrante 2 bosniache che avevano appena rubato il portafoglio a una turista a Rialto. Sono state colte in flagranza nei pressi del ponte di Rialto, fermate dai carabinieri non appena con un movimento fulmineo erano riusciti a rubare il portafoglio dalla borsa di un'ignara turista. Le 2 borseggiatrici di origine bosniaca, entrambe minorenni ed entrambe con precedenti specifici, sono state condotte in caserma e denunciate a piede libero per furto aggravato. Nella stessa mattinata di ieri, i controlli antiborseggio interforze coordinati dal nucleo operativo della Compagnia di Venezia, in collaborazione con la Polizia di Stato e la Polizia locale, hanno portato tra Piazzale Roma e il piazzale della stazione ferroviaria all'identificazione di una ventina di persone, tutte con svariati precedenti penali per furto e furto aggravato, e alla denuncia di 7 per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia. Sono numeri che testimoniano la proliferazione di bande di borseggiatori e borseggiatrici che, secondo le forze dell'ordine, raggiungono quotidianamente Venezia dai vari campi rom della terraferma. Un fenomeno che in città viene contrastato con l'impiego di pattuglie di militari in abiti civili per individuare i possibili borseggiatori e di pattuglie in divisa per il controllo e l'eventuale accompagnamento in caserma per accertamenti. Attenzione ai borseggiatori, pay attention, pickpockets on board. Diventato anche grazie ai social e all'impegno dei cittadini non distratti un problema all'ordine del giorno, la cui eco ha superato i confini nazionali, la guerra al borseggio a Venezia è un'attività condotta con un impegno quotidiano che solo nell'ultimo mese ha portato i carabinieri ad identificare nelle zone di maggior afflusso turistico circa 50 persone con precedenti specifici. Tra queste 5 sono state arrestate in flagranza di reato, 6 denunciate a piede libero per furto e furto aggravato e 15 denunciate per violazione del foglio di via obbligatorio. Lo abbiamo sentito, partito proprio da Venezia, l'attenzione borseggiatori, scandito dai cittadini non distratti per mettere in guardia dai ladri, è diventato appunto un fenomeno internazionale. I video degli allarmi lanciati da Monica Poli hanno fatto letteralmente il giro del mondo. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Pickpocket! Attenzione pickpocket, attenzione borseggiatori. Decine di migliaia di persone ballano in Belgio sulla voce della veneziana Monica Poli, mixata dal disc jockey brasiliano Alok Akar Pérez Petrillo. Siamo al Tomorrowland, il più grande festival di musica elettronica europeo, ed è l'incredibile testimonianza di quanto sia diventato popolare nel mondo l'urlo di allerta della volontaria dei cittadini non distratti che a Venezia mette in guardia i turisti dai borseggiatori. Attenzione pickpockets! Ela grita isso in italiano. Armata di cellulare, Monica Poli smaschera e filma le decine di borseggiatori che imperversano a Venezia. Le sue pagine sui social contano milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di followers. Di lei parlano giornali e telegiornali di mezzo mondo e ovunque impazzano i video con la sua voce. Attenzione pickpocket! L'attenzione borseggiatori di Monica Poli è diventata anche metafora sportiva. A New York, per esempio, in un video del canale ufficiale dei Brooklyn Nets, squadra di basket che milita nella NBA, il massimo campionato professionistico statunitense. Attenzione pickpocket! Oppure a Los Angeles con i Superchargers, squadra di football americano della NFL. Attenzione borseggiatrici! In questa telenovela sudamericana, invece, l'attenzione pickpocket viene utilizzato da una ragazza per allontanare un uomo da un locale. Attenzione pickpocket! In Gran Bretagna, usando Autotune, un software che permette di modulare le voci fino a farle cantare, Duke e Jones, un duo di DJ e produttori musicali di Manchester, ha trasformato l'allerta di Monica Poli in una canzone. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Probabilmente ancora meglio hanno fatto gli olandesi Your Dutch. Borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Borseggiatrici! Attenzione! Nessuna campagna di informazione al mondo avrebbe potuto raggiungere i risultati che ha ottenuto l'attenzione pickpocket di Monica Poli, che a Venezia agiscano diverse bande di borseggiatori e oggi è un fatto conosciuto a livello internazionale. Pickpocket! Those four girls!
signora. E ora parliamo invece di Moto Ondoso, primo bilancio dell'operazione Onda Zero coordinata dalla Prefettura di Venezia sulla regolarità dei mezzi e sul rispetto della velocità nei canali. Per il mese iniziale di attività sono stati impiegati complessivamente 70 mezzi e 176 operatori con 325 unità fermate e controllate, 332 adulti e 47 minori identificati con 66 violazioni amministrative. I controlli hanno riguardato principalmente il diporto e il servizio pubblico non di linea come taxi acque e gran turismo, oltre all'unità adibite al trasporto merci. E ora sempre a Venezia, ma con i fumetti, piccioni, cocai e anatre per la Venezia di ieri e di oggi a fumetti a Venezia. Con i suoi fumetti racconta uno spaccato sulla vita veneziana. Con lui si riscopre una Venezia più autentica, fuori dagli schemi del turismo di massa, quella dei negozi che hanno chiuso, lasciando posti ai kebab, con i piccioni che si animano e parlano naturalmente in dialetto. Stessa cosa per paperelle e anatre che allegramente fanno la coda fuori dai tabacchi in attesa dello spritz. A dare vita e voce alle sue creature ai fumetti è lui, Sebastiano Mandruzzato, veneziano, ideatore di A Venezia. Io da veneziano, ho notato sempre un po' questo bistrattamento di Venezia, il suo essere bistrattata un po' dai turisti, e quindi da qui nasce tutto, perché ho detto però voglio fare non una polemica ma un po' sottolineare questo fatto qua. E un giorno camminando per Venezia mi sono soffermato su un ponte pieno di questi lucchetti degli innamorati, diciamo, e mi sono immaginato questi due colombi che discutevano, che parlavano sul perché venivano messi questi lucchetti qua. E allora ho immaginato come fossero due vecette veneziane che discutevano, e da lì ho fatto la foto semplicemente col cellulare e ho detto perché non metterci un piccione o due che discutono. Dai piccioni, da tempo immemore simbolo di Venezia, i gabbiani, poi ai cocai fino alle magoghe, cioè i gabbiani reali, quelli enormi, capaci di catturare in volo la pizza ai turisti. Il passo è stato breve. Quella è stata proprio la prima vignetta e da lì è nata proprio l'idea di parlare di Venezia e quindi parlare attraverso la fauna, diciamo, principale di Venezia, che sono i piccioni e i cocai. Consegnata oggi intanto una nuova auto alla Protezione Civile di Chioggia. Si tratta di un'auto 4x4 in grado di effettuare trasporto persone anche in condizioni difficili. Ci tengo che i nostri volontari, i nostri angeli della Protezione Civile abbiano i mezzi e le strutture idonee per portare a termine nel modo più efficace e sicuro il loro servizio, ha commentato Mauro Armelau, sindaco di Chioggia e assessore alla Protezione Civile. Dunque vedete nelle immagini il mezzo di cui è stata dotata la squadra di protezione civile di Chioggia. È prevista una grande festa domani per i 50 anni dell'Associazione Trevisani nel Mondo, che da 30 anni in Cansiglio organizza una giornata in ricordo dell'emigrazione trevigiana, e Antenna 3 racconterà in diretta tutta la manifestazione. Inizio alle 10:30 con i commenti dei presenti e lo sfilamento dei vessilli delle diverse sedi dell'associazione sparse in tutto il mondo verso l'ex base NATO, ora sede di Veneto Agricoltura. Alle 11 celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso. Rivivremo quindi nelle testimonianze dei presenti l'esperienza dell'emigrazione trevigiana verso tutti i continenti, ma anche l'impegno costante dell'associazione per mantenere vivo il legame tra la terra trevigiana e i figli e i nipoti di chi è andato a catar fortuna, come si diceva. Appuntamento quindi dalle 10:30 con Antenna 3 per rivivere insieme i 50 anni della Trevisani nel mondo. Non perdetevi allora questo appuntamento domani dal Cansiglio. Era l'ultima notizia per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, attenzione perché c'è un'allerta meteo per la nottata e poi come sempre l'edizione di Treviso. Arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Benvenuti al meteo.
Nella giornata di domenica 30 luglio, tempo buono, sia pure con la consueta instabilità pomeridiana. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto nelle prime ore della giornata si prospettano condizioni variabili con qualche residuo piovasco. Seguirà un rapido miglioramento già in mattinata, come ci mostra la grafica, ancora temporali verso sera sui rilievi. Temperature stazionarie, minime tra 14 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 32 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo rovesci sparsi, localmente abbondanti e discontinui. Sulle zone costiere maggiori spazi asciutti e soleggiati. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto variabile con alcuni temporali, specie sui settori settentrionali, alternati a schiarite. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 30-33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.